Allora, ci vogliamo alzare, vogliamo leggere insieme la parola di Dio. Troviamo in Esodo, capitolo 4, dal versetto 1. Mosè rispose e disse: ma ecco, essi non mi chiederanno e non crederanno e non obbediranno alla mia voce, perché diranno: l'Eterno non ti è apparso. L'Eterno quindi gli disse: che cos'è quello che hai in mano? Egli rispose: un bastone. L'Eterno disse: gettalo a terra. Egli lo gettò a terra, ed esso divenne un serpente davanti al quale Mosè fuggì. Allora l'Eterno disse a Mosè: stendi la tua mano e prendilo per la coda. Egli stese la mano e lo prese, e nella sua mano esso divenne un bastone. Questo farai, disse l'Eterno, affinché credano che l'Eterno è il Dio dei loro padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, ti è apparso. L'Eterno gli disse ancora: or metti la tua mano nel tuo seno. Ed egli mise la sua mano nel seno e la ritrasse, ed ecco la mano era lebbrosa, bianca come la neve. L'Eterno gli disse ancora: rimetti la tua mano nel tuo seno. Egli rimise la mano in seno e poi la ritrasse dal seno, ed ecco era ritornata come la sua carne. Or avverrà che se non ti crederanno e non daranno ascolto alla voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo segno. Amen. Grazie Signore. Vorrei che alzaste le vostre mani, tutte e due. No, davanti a voi, guardatele. Guardate la vostra mano. Che sono meravigliose queste mani. Dio le ha create per la vostra gloria, per la gloria di Dio, per il vostro benessere e per il benessere di Dio. All'improvviso Dio disse a Mosè di mettere la mano nel suo seno, vicino al suo cuore. Non gli ha detto: rifai, esci fuori la tua mano. E il suo cervello ha percepito qualcosa, e in questo percepire qualcosa lui ha tremato. E l'ha uscita fuori, ha visto la sua mano ed era bianca come la neve, era lebbrosa. Ora sappiate che il bastone rappresenta il mandato dato a Mosè. Il secondo segno, la mano lebbrosa, rappresenta invece qual era la missione, ed era quella di trasformare un popolo lebbroso in un popolo sano. Allora Dio disse a Mosè di nuovo: metti la tua mano nel tuo seno, di nuovo vicino al suo cuore. Ma Dio non gli ha detto: tirala fuori. Ma il suo cervello, nella sua mente, è scattato qualcosa, ha sentito una pace dentro di lui, che ha tirato la mano fuori e ha visto che era sana ed era contento. Dentro di lui era sicuramente contento. Quanti di noi vorrebbero una mano malata? Nessuno. Tutti vogliamo mani sane, mani benedette. E il Signore questa sera vuole benedire la tua mano. Amen? Non la tua mano, le tue mani. Tutte e due. Amen? Allora vorrei leggere insieme a voi anche Romani, dal capitolo 7. Ignorate, fratelli, perché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge ha il potere sull'uomo per tutto il tempo che egli vive. Infatti una donna sposata è per legge legata al marito finché egli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge del marito. Perciò se mentre vive il marito ella diventa moglie di un altro uomo, sarà chiamata adultera. Ma quando il marito muore, ella è libera da quella legge, per cui non è considerata adultera se diventa moglie di un altro uomo. Il versetto 4 che è quello più importante. Così dunque, fratelli, anche voi siete morti alla legge, mediante il corpo di Cristo per appartenere ad un altro, che è risuscitato dai morti affinché portiamo frutto a Dio. Ora, Paolo ci parla del matrimonio e ci dice che finché due persone sono vive, sposate e sono viventi, tra di loro c'è un vincolo che può spezzare solo la morte. Spiritualmente noi, diciamo così, siamo vivi nel mondo. Per diventare figli di Dio, per essere trasformati, è necessario che noi moriamo. Perché finché non c'è la morte, non c'è neanche un nuovo matrimonio o una nuova vita. Sto parlando complicato, mi spiego meglio. Per la legge di Dio il matrimonio è così sacro, così
immensamente sacro che l'uomo e la donna sono legati da un vincolo di sangue. Non sto scherzando. Ok? Oggi il mondo prende il matrimonio molto alla leggera. Oggi mi sposo, vabbè, se va bene, se va male ci sarà qualcun altro. Non è così. Per Dio il vincolo del matrimonio è un patto di sangue. Sapete, dalle nostre parti i mafiosi fanno un patto di sangue, facevano un patto di sangue anticamente con dei santini, prendevano il santino della Madonna e facevano uscire del sangue dalle loro dita e facevano cadere delle gocce di sangue su questo santino e davano fuoco al santino, ed era un vincolo di morte, nel senso che se tu rinnegavi quel legame con quella associazione mafiosa, tu eri morto, cioè morto nel senso che ti ammazzavano. Spiritualmente parlando, umanamente parlando, il matrimonio è qualcosa di simile. Davanti a Dio il matrimonio è così sacro, ma così sacro, che il suo cuore si rompe, si spezza quando noi rompiamo o spezziamo un matrimonio. Amen? Non andate a prestare la mentalità di questo mondo. Ogni albero che cresce ha bisogno di essere potato e deve essere potato, e se è necessario anche tagliare più in profondità, ma finché c'è la radice c'è la speranza, e quella pianta può ancora vivere finché viene curata. Ogni cosa in questo mondo noi curiamo ogni cosa, ci andiamo a curare le unghie, io no. Le donne sicuramente si fanno le unghie, si fanno i capelli, non capisco perché il mondo non ci insegna a curare il matrimonio. Lo sapete perché? Perché la prima cosa che il diavolo ha distrutto è stato il matrimonio, ha messo Adamo contro Eva, e ancora questo è il suo tentativo, perché l'immagine di Adamo è l'immagine di Cristo, Eva è l'immagine della Chiesa. Mettendo inimicizia nella famiglia, lui sa di mettere inimicizia nella Chiesa. Il nostro rapporto con Dio viene inquinato. Ora sappiate che anche spiritualmente noi siamo, diciamo così, sposati al mondo. Eravamo sposati al mondo, eravamo sposati al peccato, eravamo sposati alle follie di questo mondo, al ragionamento di questo mondo, e per slegarci o muore il mondo o moriamo noi. Paolo ci dice che siamo morti noi. Siamo liberi dal mondo perché noi siamo morti in Cristo. Tu sei morto in Cristo e tu sei slegato dal mondo. Non hai più niente a che fare con quel matrimonio, è finito. Ma non perché Dio ha deciso un divorzio, no, perché Dio ha deciso una morte, la nostra morte in Cristo. Sulla croce è vero che è morto Gesù per noi, ma in quella croce c'eravamo anche noi in Cristo. Noi siamo morti in Cristo e siamo rinati di nuovo. Una volta che siamo nati di nuovo ci possiamo sposare. Con chi ci siamo sposati? Con Cristo. Amen. Amen. Voglio leggere insieme a voi Genesi, che è classico, 2:23. E l'uomo disse: questa finalmente è ossa della mia ossa, è carne della mia carne. Lei sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e saranno una carne sola. Ora, il matrimonio, qua, questi due versetti ci dicono tutto, e ci devono dire tutto. Tempo fa ho detto in un incontro in chiesa che i genitori devono lasciare in pace i figli quando sono abbastanza adulti da essere autonomi, devono lasciare in pace i loro figli di sposarsi e di non mettere troppo nel matrimonio del loro figlio. È un'altra famiglia, è un'altra storia, è qualcosa di nuovo. Ad Adamo ha detto: tuo padre e tua madre non entreranno nel tuo matrimonio, cosa oltretutto abbastanza strana, perché all'uomo diventano una carne sola. E voglio andare un pochino oltre, non è solo una carne sola, ma un corpo solo. Un corpo solo. Questo è, oltre ad essere una carne sola, è un corpo solo. Voglio che guardate di nuovo la vostra mano, per favore. Fa parte del vostro corpo. Vostra moglie e vostro marito sono la vostra mano. Vostra moglie e vostro marito sono il vostro cuore. Vostra moglie e vostro marito sono la vostra testa, sono i vostri piedi, sono le vostre braccia, sono i vostri occhi. Se voi non entrate in questa mentalità e pensate che vostro marito o vostra moglie sono una cosa separata da voi, avete perso il matrimonio dalla partenza, da subito. Così vale anche dentro la chiesa. Guardate di nuovo la vostra mano.
Il vostro pollice è la persona che vi sta accanto, l'indice è la persona che vi sta davanti, l'anulare è la persona che vi sta dietro. È meglio, scusate. L'anulare è la persona che sta più dietro ancora. Questa mano è la Chiesa, questo corpo è la Chiesa. Se voi vi staccate l'uno dall'altro e non entrate in questa considerazione, fallisce la Chiesa. Non ha la giusta visione. La vedete questa mano? Oggi vi romperò le scatole con questa mano. Perché è così importante capire certi concetti che se non li afferrate, non li fate vostri, non riuscirete ad andare oltre la sedia dove siete seduti, che è già tanto, magari dire. Ok? Marco, capitolo 3, versetto 1. Poi egli entrò di nuovo nella sinagoga e là c'era un uomo che aveva una mano secca. Ed essi lo stavano ad osservare per vedere se lo avesse guarito il giorno di sabato, per accusarlo. Versetto 3. Ed egli disse all'uomo che aveva la mano secca: alzati in mezzo a tutti. Poi disse loro: è lecito il giorno di sabato fare del bene o del male, salvare una vita o annientarla? Ma essi tacevano. Allora egli, guardatoli tutti intorno con indignazione, si rattristò per la durezza del loro cuore e disse a quell'uomo: stendi la tua mano. Ed egli la stese e la sua mano fu risanata come l'altra. Questo brano lo troviamo anche in Matteo, capitolo 12, e in Luca, capitolo 6. Però qua Gesù aggiunge una cosa, che si è indignato, si è rattristato, perché guardavano più alla forma, guardavano più all'apparenza che alla necessità. E molte volte noi come figli di Dio guardiamo molto all'apparenza e meno alla necessità. Sapete, c'è un detto che dice che l'abito non fa il monaco, ma io un monaco nudo senza abito non l'ho mai visto. Quindi è giusto che ci sia, diciamo così, l'apparenza, dobbiamo apparire, ecco, va bene? Anche perché abbiamo parlato di Adamo ed Eva. Quando Dio ha creato Adamo, il suo cuore ha gioito, ha detto: mamma, è bellissimo. Quando Dio ha creato Eva, l'ha guardata e ha detto: si truccherà. Ok, perché dobbiamo apparire, va bene, ci sta. Adamo non era deluso, Dio disse: vabbè, si truccherà, non è un problema. Va bene, ci sta, però quello che stiamo fuori dobbiamo essere dentro. Quello che c'è fuori dentro deve trasparire fuori. 1 Corinzi 12, capitolo, versetto 12. Così infatti il corpo è uno, ma ha molte membra, e tutte le membra di quest'unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo. Così è anche Cristo. Versetto 24, metà del versetto 24. Perciò Dio ha composto il corpo, dando maggiore onore alle parti che mancano, affinché non vi fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero tutti una medesima cura. Dì alla persona accanto a te: cura. Dì alla persona accanto a te: cura. Cura. Dov'è? Lo trovi? Una medesima cura, le une per le altre. Il marito deve avere cura per la moglie e la moglie deve avere cura per il marito. Finisco il versetto. E se un membro soffre, tutte le membra soffrono, mentre se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono insieme. Quindi se il marito è malato, la moglie lo cura. Se la moglie è malata, il marito la cura. Se il marito riceve onore, e lo stesso onore lo riceve la moglie. Se la moglie riceve onore, quell'onore va anche al marito.
continua il versetto 27 e dice: or voi siete il corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per parte sua. Un attimino, vogliamo soffermarci un attimo sul corpo. Chi è il capo del corpo? Gesù. Amen? Nessuno di noi è il capo. Grazie a Dio, se no il corpo morirebbe, non so per quale tipo di incidente particolare. Ognuno di noi è un membro di questo corpo, ognuno di noi vive attaccato a questo corpo. Guardate di nuovo la vostra mano, per favore. Io ho il naso che mi dà fastidio. Guardate di nuovo la vostra mano. Provate a togliere il pollice con l'altra mano, io non ho il microfono. Ce la potete fare? Andate a casa, prendete un coltello e provate, ci vediamo se ce la potete fare. Se uno di voi manca in questo corpo, tutto il corpo ha una perdita. Soffre, ancora ci arriviamo dopo a soffrire. Intanto c'è una perdita. La mano perde qualcosa. Provate a tagliare tutte e 5 le dita. Tu fai parte di questo corpo, tu sei un dito di questa mano. Provate a fare così con la mano. Vedete che tutte le dita sono coordinate tra di loro, si muovono in maniera coordinata. Non c'è nessuno che inventa. Perché? Perché parte un input dal cervello. Quell'input nel cervello fa sì che la mano si muova coordinata, non è scordinata. E neanche c'è il pollice che dice: oh, mettetevi una scarpa che voglio fare una passeggiata. Colossesi 2, dal versetto 17: ma il corpo è di Cristo. Il corpo appartiene a Cristo, tu appartieni a Gesù. Cristo ti ha chiamato in questa chiesa che è un piccolo corpo, ma questa chiesa fa parte di un altro corpo che è più grande. Ma voi avete mai visto il corpo dei vigili del fuoco che all'improvviso uno si decide, anziché spegnere il fuoco, lo accende? Ma non è normale. Come non è normale che in una chiesa qualcuno sbatta la testa e inizia a fare cose che non sono collegate più al capo, a Cristo. Come in un matrimonio, all'improvviso scatta qualcosa, gli occhi vedono qualcos'altro e si scollegano completamente dal cuore che è il matrimonio. Io lo capisco che viviamo in un tempo dove la sessualità ce la sparano pure per lo yogurt. Lo capisco che è complicato, ma visto che viviamo in un tempo complicato, dovremmo vivere una preghiera più efficace. E se sei debole che non hai questa preghiera efficace, prendi il televisore e lo butti dalla finestra. Punto, non è così complicato. Si vive uguale. Noi ci siamo trasferiti a Campo Felice, facciamo la navetta. Da 3 anni circa l'antenna non ha mai funzionato e noi il televisore ce l'abbiamo là, diciamo che è un soprammobile. Guardiamo ogni tanto qualcosa da internet, scegliamo quello che guardare. Per necessità, qualche volta devo mettere l'antenna, però se voi vedete, io sono ancora vivo, non sono morto. Si vive senza televisione. Amen? Gloria a Dio, meno male. No, deve scegliere. Amen. Quindi continuiamo al versetto 18. Nessuno vi derubi del premio con un pretesto di umiltà e di culto agli angeli, fondandosi su cose che non ha visto, essendo temerariamente compie a motivo della sua carne. E non attenendosi al capo, scusate. Cioè Paolo sta parlando, Colossesi ci dice: non date retta a quelli che vi propongono le cose della carne, distaccandosi dal capo. E continua, dice: da cui tutto il corpo, ben nutrito e tenuto insieme mediante le giunture, le articolazioni, e le articolazioni cresce e questo corpo cresce con l'accrescimento che viene da Dio.
Guardate la mia mano, per favore. Non la mia, guardate la mia. Voi non ci credete mai, ma questa mano qualche settimana fa ha subito un trauma. Una sciocchezza, se voi guardate vedete un puntino qua da questo lato, è così piccolo che voi neanche ve ne accorgete. Se vi do la mano neanche ve ne accorgete, è una sciocchezza anche perché è in via di guarigione, diciamo che funziona, non ha funzionato però, funziona, ora funziona, gloria a Dio, ringrazio il Signore, ho fatto anche dei controlli perché una sciocchezza, veramente una sciocchezza, io ho rischiato di perdere la funzionalità della mano ed è stata una tragedia dentro di me. Io magari non lo dicevo a nessuno, mia moglie però si accorgeva che io ero preoccupato, ma vi voglio spiegare che cosa è successo, perché il Signore mi ha aperto gli occhi su questa cosa e ho capito tante cose da questo piccolo incidente. Ognuno di noi riceve delle piccole ferite. Guardate, è così piccolo, non si vede, all'inizio si vedeva, non so, lo vedete? No? Sono troppo lontano, guarda. Piccolissimo. Ognuno di noi riceve delle piccole ferite che arrivano in profondità e arrivano a toccare così profondamente la nostra anima, il nostro corpo, che esternamente non c'è niente, ma internamente c'è sofferenza. E il giorno che io ho avuto questo incidente, lo sa il Signore, avrei gridato come un pazzo furioso, perché sono sicuro di aver toccato qualcosa che non doveva toccare. E ognuno di noi è così. Oggi io vi voglio invitare ad essere sensibili, guardando la persona che è accanto a voi, guardando il fratello che voi frequentate in questa chiesa, a guardare le sue piccole ferite, quelle che non si vedono, quelle che sembrano sciocchezze, ma che in realtà sono arrivate nel profondo. E sapete, anche nei matrimoni certe volte il problema è questo, ci sono delle piccole ferite. La parola di Dio ci dice che sono le piccole volpi che vanno a rovinare la vigna. Ci sono delle piccole ferite che toccano il nostro cuore e nessuno se ne accorge. E noi pensiamo di potercela cavare da soli, perché tanto è piccola questa ferita. E piccole ferite però che invalidano il movimento. Questo dito qua, bene, non funzionava, non funziona più, non funziona bene neanche tuttora, ma ora ci arriviamo. Che succede? Che se voi vedete la mia mano si muove ancora, non ho grandi problemi, ora non ho grandi problemi, ma all'inizio non potevo neanche suonare la chitarra, per un dito che non è niente, ok? Ma ognuno di voi è importante, le piccole ferite vanno curate e guardate nella profondità, perché? Perché ci rendono invalidi, spiritualmente ci rendono inefficaci. È importante guardare questo corpo e i segnali che questo corpo manda al capo. Poi ancora, piccole ferite si tralasciano, nel senso che questo dito continua ad essere attivo. Ognuno di noi che ha ricevuto una piccola ferita ma internamente sta male e diventa spiritualmente invalido, sapete che cosa succede? Che continua a fare la sua vita, ma non fa più quello che deve fare con gioia, con amore, lo fa perché è meccanicamente costretto a farlo. Quanti matrimoni funzionano così? Quanti mariti e quanti mogli si guardano nella faccia che non hanno più niente da dirsi perché magari la suocera ha buttato veleno che ha ferito la moglie e il marito non se ne è accorto, o viceversa. Quante volte ci sono magari figli che dicono una cattiva parola sulla mamma e il marito non se ne accorge e quelle piccole cose iniziano a diventare dolorose dentro di noi.
dentro la moglie o dentro il marito. Dobbiamo prendere una posizione nella nostra casa e deve essere una posizione che deve essere di protezione della coppia. Ascoltatemi. Un giorno voi ve ne siete andati da casa e siete diventati una cosa sola, una carne sola, un corpo solo, e i vostri figli un giorno vi abbandoneranno perché avranno da farsi la loro casa e la loro famiglia. Voi dovete pensare alla vostra unione, al vostro amore, al vostro rapporto, perché tu passerai la vita con quella persona per sempre in questo mondo. Si spera anche nell'altro, amore, giusto? Amen. Lo dico perché io sono convinto che in paradiso il Signore farà un'eccezione per noi, continueremo ad essere marito e moglie perché ci amiamo, giusto? Voi non immaginate quello che ho fatto io per mia moglie e viceversa. Un giorno scriveremo una collana di libri, perché uno solo non basta. Ci sono state persone che hanno buttato tanto veleno nella nostra vita, sia come coppia sia come ministri, ma noi abbiamo guardato sempre a noi due, punto. Tutto il resto l'abbiamo tenuto fuori, e se necessario, è stato necessario anche allontanare persone pur di preservare questa unione. Facciamo un applauso a Dio. Questo vuole il Signore ce lo dice sempre. Quando Gesù ci dice vai nel mondo, vai in mezzo alle prostitute, vai in mezzo ai drogati, evangelizza, ma se tu sei debole non ci andare, non è cosa tua, non sei pronto e probabilmente non lo sarai mai, non lo so, va bene, ma da un'altra parte Paolo ci dice fuggi il peccato. Cioè, se noi siamo deboli, perché andiamo a giocare nelle cose che poi non vanno bene nella nostra vita? Lontano, tenere lontano quello che ci fa male. Quando siamo abbastanza forti possiamo fare quello che il Signore ha progettato nella nostra vita. Amen. Quindi come guarisce questa mano? Come è guarito questa mano? Come è guarita? Prima di tutto, dentro di me mi sono detto c'è un problema. Quindi la prima cosa da fare in una chiesa e in una famiglia è dire c'è un problema, perché se non si parla del problema, non si risolve. Dire alla persona accanto a te c'è un problema. Non lo so se c'è un problema. Ok, dovete iniziare a parlare. Si parla. Anche perché Gesù che cosa vuole? Gesù, voi lo sapete che tu inizia a sbagliare. Il Signore lo sa di cosa abbiamo bisogno. C'è bisogno che glielo chiediamo. No? Ma manco scena muta, il Signore piace invece sentire la nostra voce. Lui ama sentire la nostra voce. Lui ama sentirci dire papà ho bisogno di questo. Ma perché quanti di voi hanno figli qua dentro? Tutti. Non lo sapete che cosa ha bisogno vostro figlio? Sì. Ma quando vostro figlio viene da voi e vi dice mamma, papà, mi compri le patatine e ti fa quegli occhietti teneri. E quando sono così? Mi fai io lo stesso gli occhietti teneri. Mamma, mi serve la macchina. Mamma, mi serve che mi aiuti con il mutuo. Papà, mi serve... E che fate voi? Aiutate. Dove potete arrivare? Il Signore però arriva al di là di quello che noi speriamo e desideriamo. Ci siete? Ma il Signore ama la nostra voce. Io amo la voce di mia moglie quando mi dice mi fa male la testa, il che un giorno sì, un giorno no. Va bene? Perché? Perché così ho la possibilità di pregare per lei. Perché dovete sapere che maschietti siamo un po' ritardati. Cioè arriviamo alle cose in ritardo, ma è vero. Le donne guardano e capiscono, ditemi se non è vero. Gli uomini, è vero,
creeremo, è così, è natura, il Signore così ci ha creato. Questa è umiltà. Se ne senti umile. Esatto, sono umile, riconosco che mia moglie ogni tanto mi dice: ma scusa, ma tu non ci hai fatto caso? Ah, forse è vero, non ci ho fatto caso, vabbè. E preghiamo per quella cosa. Molte volte mia moglie mi dice: sai, dobbiamo pregare per questa cosa. Ah, ci penso, vabbè, preghiamo. Cioè, non parte da me perché io dico ci prego. Ma non perché io non voglio pregare, perché il maschietto è diverso, l'uomo è diverso, è più pratico, perché dice vabbè, preghiamo per il fratello che ha bisogno della casa, io invece qui il telefono e dico raga, chi c'ha una casa da affittare, mi faccio dire, gli uomini sono più pratici, le donne sono più spirituali, vero? A casa tua è così, Che ci vogliamo fare? No, sei il figlio del come si chiama tuo figlio? La mia figlia, Sephora. Sephora. Se Sephora si ammala, no? E io lo so perché è così, la mamma si mette le mani nei capelli e inizia a fare avanti e indietro disperata, che cosa ha mia figlia e che cosa non ha mia figlia. E il papà dice: vabbè, qual è il problema? Chiama il medico, chiamiamo il dottore, vediamo che dice la pediatra. No, sono tutte mentalità che si compensano tra di loro. Se poi date il figlio solo in mano a lui, va bene. Se lo date invece in mano alla mamma, per la mamma anche che ha un piccolo rossore qua, chissà che cosa c'è venuto a mio figlio, devono fare l'esorcismo, non lo so, per togliere la macchina. Ok, va bene, siamo così, ma la sposa di Cristo, perché Cristo ha bisogno della sposa? Perché in noi Lui trova una gioia particolare. E il matrimonio è questo, la Chiesa è questa. Amen. Quindi la prima cosa da fare per riparare la mano è parlare. Poi la mente. Quando io non potevo muovere questo dito, lo stress che io avevo nella mia mente era particolarmente pesante. Il mio corpo, l'altra mano. Voi fateci caso, prendete un martello, datevelo sulla mano, con la mano destra, vi date un colpo nella mano sinistra. Sentirete dolore, ma la mano destra sarà tranquilla. Non ha dolore la mano, ma in tutto il corpo però c'è una strana sensazione, che non è dolore, ma è un segnale che il cervello invia a tutto il corpo e dice: ragazzi, la mano sinistra sta male. Anche se tutto il corpo sta bene, ma il cervello dice qualcosa a tutto il corpo, la mano sta male. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che il mio cervello all'improvviso ha mandato un input a tutto il mio corpo che c'è un problema in questa mano. Cristo, e questo voi dovete essere sensibili nella vostra casa e in chiesa, Cristo manda dei segnali alla chiesa. Lo manda questo segnale. Sta a noi raccogliere il segnale per capire che questa mano ha bisogno. Sta a noi raccogliere quel segnale da Cristo per capire che il fratello ha bisogno di aiuto. Anche se tu stai bene, ma tu ricevi un segnale da parte del Signore, se no vuol dire che sei scollegato, più scollegato dalla mano sinistra, che sta male. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere connessi a Gesù. Dobbiamo essere connessi al corpo. Se tu non sei connesso a questo benedetto cervello, vuol dire che sei proprio paralizzato di tuo sulla sedia a rotelle. Non va bene. Cerca di essere in comunione con Cristo, perché nella misura in cui tu sei in comunione con Cristo, tu percepisci se il fratello ha bisogno. Amen. Poi ancora Gesù, abbiamo detto che è il capo. Guarigione. La guarigione arriva prima di tutto dalla testa. Nessuno mette in dubbio che è Gesù il primo guaritore della situazione. Amen. Abbiamo preso accanto a te. Gesù ti guarisce. Amen. Sì o no? Gesù ti guarisce? Amen. Gesù è il primo guaritore. Infatti nel cervello, il cervello inizia a produrre
oltre a delle sostanze che manda a tutto il corpo, che dice che c'è un problema nella mano, manda un altro altri segnali per cui inizia da subito la guarigione dalla mano difettosa, del corpo difettoso. Inizia da subito, Cristo non è fermo, subito mette in allerta la Chiesa, ma nello stesso tempo inizia la sua opera di guarigione. Amen? Però vi voglio dire una cosa: se tutto il corpo inizia a percepire che c'è qualcosa che non va, non è che Dio, che Gesù manda un segnale al corpo perché gli piace fare così, ma perché tutto il corpo si deve adoperare per guarire, per aiutare la guarigione dalla mano, del fratello malato, della moglie malata, del marito malato. Ok? Cercate di ricogliere questa mentalità. Il Signore manda dei segnali perché si serve di te, si deve servire di te, si deve servire della Chiesa. Se c'è un membro malato, il Signore non prende quelli da fuori. Io ho fatto il vigile del fuoco, lo so, ahimè, è stata una brutta avventura la mia, a dire il vero. Ho fatto il vigile del fuoco, ma per andare a spegnere il fuoco non venivano i vigili urbani. Ci andava il vigile del fuoco. Amen? Non veniva la squadra del Napoli a spegnere il fuoco. Il corpo dei vigili del fuoco si occupa del fuoco. Il corpo di Cristo si occupa della Chiesa di Cristo. Il corpo dell'uomo è la donna, il corpo della donna è l'uomo, e quel corpo si occupa della cura del marito o della moglie, che è il proprio corpo. Poi per carità c'è anche il pastore se avete proprio necessità. Amen? Che avete un bravo pastore. Nessuno ha detto amen. Ma il figlio, il figlio, la voce. Quindi la guarigione. Non l'avevate capito, vabbè. Quindi la guarigione avviene prima di tutto nella testa. Dopodiché la mano destra che sta bene inizia il suo lavoro per far sta bene la sinistra. Intanto devo dire una cosa: quando c'è nel mio caso era l'indice che non funzionava bene, mi sono accorto che la mia mano ha continuato a funzionare perché le altre 4 dita sono andate in soccorso all'indice. Ok, le altre 4 dita, diciamo così, si sono divisi il compito di fare quello che c'era da fare. Per cui io taglio la carne con il coltello, lo metto a sinistra, non so immagino, però metto il coltello a sinistra. E quell'atto mi veniva difficile. Tutte le altre dita hanno collaborato insieme per far sì che io potessi tagliare la carne. Ci siete? Quindi la prima cosa che il corpo fa è andare in soccorso della mobilità della mano, del fratello, di aiutarlo, di sostenerlo. Perché se c'è un'invalidità, guardate che questo tipo di invalidità, ci sono tanti tipi di invalidità che non restano per l'impermanenza. Anzi, se le altre dita aiutano l'indice, la mano riprende la sua mobilità normale, tranquilla. Ma ci deve essere la collaborazione di tutta la mano. Quando questa mano vieni qua un attimo, amore mio, grazie, tienimi il microfono. Dico che è la più bella di Valle Lunga, la più bella della Sicilia. Quindi questo dito qua, che era quello che... l'altra mano lo aiutava a fare fisioterapia. La fisioterapia che non è solo una cosa che viene fatta in medicina, anche spiritualmente potete fare fisioterapia. Che significa? Che se questa mano appare, questo dito appare che sta bene, ma in realtà non sta bene, vuol dire che la sua preghiera appare bella, ma in realtà non è più efficace. E allora questo membro della Chiesa che sa pregare bene, in realtà la ferita che c'ha dentro rende invalida la sua preghiera. Non è più in grado di pregare come deve pregare questo membro. Non è più in grado di essere connessa al cervello, non si muove più come deve muoversi. Le altre dita l'aiutano a finire il compito, ma questo dito si deve riprendere. L'altra mano inizia a fare fisioterapia. Ora non vi spiego qual è la mia fisioterapia, ma se non c'è l'aiuto di tutto il corpo, questo dito muore.
non riprenderà mai la funzionalità. Significa che questa mano, la preghiera di questi 5 membri, di questo membro, di questa chiesa, deve essere unito per la preghiera di questo dito, affinché questo dito ricominci ad essere pienamente attivo spiritualmente. Perché? Grazie a Dio. Perché apparentemente può essere che sta bene, e poi magari lo sentite qua in chiesa che dice gloria a Dio, che bello, amen, alziamo tutte le mani. Io non parlo di te, ok? Però ci sono ferite dentro di noi che invalidano la nostra preghiera. E se la Chiesa non si muove per sistemare, per aiutare questo dito a riprendere la sua mobilità, il dito prima o poi muore. E vi voglio fare capire anche un'altra cosa: questo dito continua a fare parte della Chiesa, continua a fare parte del corpo di Cristo. Cioè, vi rendete conto che dentro il corpo di Cristo ci può essere un membro che resta in comunione con la Chiesa, ma che la sua preghiera rimane inefficace. Pensate se c'è tutto un braccio paralizzato, resta attaccato al corpo, però che lo fa il lavoro di un braccio? Un po' più complicato. Ci siete? Tu sei chiamato prima di tutto a curare la Chiesa, a curare il fratello e la sorella che stanno accanto a te, ad andare in profondità nel suo dolore. Se ti dici oggi ho litigato con mio marito, io non ho marito, grazie a Dio, io ho litigato oggi con mia moglie, ok? Può essere una cosa che riusciamo a risolvere insieme, ma se io arrivo in chiesa ogni domenica, quando fate voi gli incontri? 3 volte alla settimana? 2 volte alla settimana? Ogni volta che io vengo in chiesa, oggi ho litigato con mio marito, accendetevi, svegliatevi spiritualmente, pregate per quella situazione, perché è possibile che quel membro continui a venire qua, a essere in comunione con voi, ma soffre. Sensibilità. E finché è solo un dito, il corpo, lo stesso va avanti. E se è un braccio, e se peggio ancora sono tutte e 2 le braccia, e se peggio ancora è qualcosa che non si vede, il rene, il fegato. Dovete essere connessi al cervello, al capo, perché quando voi siete connessi a Cristo, Cristo ve lo manda il segnale. Cristo lo manda quel segnale che dice: muoviti, che c'è qualcosa che non va, svegliati. Amen. Poi la prima cosa, perché noi iniziamo a fare questo lavoro di fisioterapia spirituale, diciamo così? Perché il corpo si muove per aiutare il corpo? Prima di tutto perché il primo a soffrire questa situazione, abbiamo detto che non è l'altra mano, è il capo. Ci siete? È il capo che manda questi segnali di allarme, è il capo che inizia ad accendere tutte le lampadine. È Cristo che soffre. Non vi sto scherzando. Il primo a soffrire una situazione è Gesù, perché il mio cervello si stressava quando non potevo usare questa mano per suonare la chitarra. Voi non immaginate come mi sforzavo a mandare un input a questo dito e questo dito non mi dava conto. No, e io, sapete, non so se avete mai ricordato veramente piccolini, che io ricordo, guardavo cartoni animati, ma oggi i cartoni animati sono peggio di allora, figuratevi, e che c'erano quelli che con la forza del pensiero spostavano le sedie, no? Da bambini uno che fa, si congeda e dice: ora questa sedia la posso spostare, non si sposta. Vi potete stressare quanto volete, non si sposta. La stessa cosa avveniva con questo dito. Io mandavo un segnale a questo dito non si muoveva. Chi è che soffre? Il cervello. Cristo manda un segnale a questo dito, a questo membro malato, ma questo membro malato non ascolta, è disconnesso. Chi è che soffre prima di tutti? Il dito ha finito di soffrire, la mia mano non soffre più. Ma la mia mano già dall'indomani non soffriva più. Ma il dito non ha funzionato per altre 3 settimane.
Anche la mia mamma non ha sofferto, dopo un giorno è finita la sofferenza, il dolore è finito. Chi è che soffriva ancora? Il cervello, è Cristo che soffre, è Cristo che ha bisogno di essere, non dico curato, ma accontentato della guarigione di questa mamma. E Cristo è colui che prima di tutto soffre per la nostra sofferenza. Quindi chi è sano in questa chiesa deve mobilitarsi affinché Cristo trovi soddisfazione nel membro malato e venga guarito. Poi c'è tutto il corpo che soffre, perché il segnale, se noi facciamo piangere lo Spirito Santo, che dice Paolo? Non è tristato lo Spirito Santo, quindi concordi con me che possiamo portare in sofferenza Gesù nella nostra vita. Quindi non attristate lo Spirito Santo, adoperatevi, svegliatevi, accendete, connettetevi con Gesù, perché se voi siete connessi con Cristo, appena Cristo accende le lampadine, vi accendete anche voi a fare quello che dovete fare. Amen. 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 Gesù ha bisogno di voi. Dici, Gesù non ha bisogno di noi. No, Gesù ha bisogno di voi, perché fate parte del corpo di Cristo. Ok? Il cervello in sé non ha bisogno di voi. Cioè, io riesco a ragionare sempre e per sempre, anche se perdo le mie mani, anche se perdo le mie gambe, la mia intelligenza, il mio io, il mio essere continua a funzionare. Cristo non ha bisogno di noi in questo. Lui è il capo e fa quello che per lui è buono per tutto il corpo. Ma in quanto corpo noi siamo attaccati a questa testa, e questa testa ha bisogno del corpo. Amen. E si dice pure che l'uomo è il capo della donna. Che brutto, qualcuno già ride. Si dice che la donna è il capo, scusate, l'uomo è il capo della donna. Quindi da questo punto di vista voi dovete capire che non è che la donna è sottomessa nel senso devi fare quello che ti dico io. No. È inteso come unione intima, qualcosa di unico. Cioè Gesù, che è il capo della Chiesa, senza la Chiesa Gesù è testa e basta, testa tagliata, testa mozzata. L'uomo senza la donna è testa tagliata, non serve a niente. Peggio ancora, l'uomo, se non siamo sposati, lo sa il Signore quello che combiniamo quando siamo da soli. Giusto? Non lo sa perché non c'è. Qualche volta è capitato che sono stato da solo al lavoro e cucinare mi serviva. Se non fosse che mi devo nutrire, neanche ci penserei a mangiare. No, perché poi mi secca lavare il piatto. Gli uomini siamo fatti così, non c'è niente da fare. Siamo solo testa. Ragioniamo in maniera del tutto strana. C'è bisogno della donna, se no noi non metteremo le tende, non le mettiamo sicure, ma per non le fosse manco le porte, dico chi vuole entrare entra, chi vuole uscire esce, non ci interessa niente. Siamo così, invece mia moglie vuole la mattina perché possono entrare gli scarafaggi, ma tutte le donne siete così, giusto? Entrano gli scarafaggi, entrano la polvere, ci vuole la zanzariera con la fine per non far entrare la polvere. Amen. Quindi concludo con Filippesi 4, versetto 7. La pace di Dio, che sopravanza con ogni intelligenza, custodisca i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Quanto è rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Amen. Quindi voglio concludere con questo versetto perché mi voglio soffermare su tutte le cose giuste. Ora Paolo elenca tutte queste cose: verità, onestà, giustizia, purezza, amabilità, cose buone, virtù, lode, perché ognuno di loro
prese a 2, completa tutte le altre. Voi fateci caso. Se voi prendete lode e virtù, già avete preso tutte le cose amabili, tutte le cose nobili, tutte le cose buone, tutte le cose giuste, tutte le cose oneste. Se voi li prendete a 2, completate tutto il resto. In automatico tutto il resto si completa da solo. Ma io mi voglio soffermare su una cosa e ci tengo da morire, perché anche in chiesa da me è una minestra non riscaldata, di più, è un cibo che deve diventare solido dentro di noi, che è tutte le cose giuste. Io la preso a te, tutte le cose giuste. Non siete convinti? Tutte le cose giuste. Tutte le cose giuste. Ora la giustizia ci dà un premio. La parola di Dio ci dice, Paolo ci dice che la legge ci fa vedere il peccato e la legge ci condanna. No, se io faccio le cose per legge, le faccio perché ho paura di essere condannato. Ok? In autostrada so che c'è l'autovelox e quindi devo andare a 130, per legge vado a 130 perché se vado a 140 vengo punito. Amen? Quando c'è una legge nel mezzo, tutti noi rispettiamo la legge per paura di essere puniti. Se invece voi ragionate al contrario, Paolo ci dice tutte le cose giuste. Se noi facciamo invece tutte le cose giuste, automaticamente rispettiamo anche la legge. Non solo, quando noi facciamo le cose giuste, riceviamo un premio. L'altro giorno parlavamo con i colleghi dove lavoravo, che ormai all'inizio abbiamo iniziato il discorso con il matrimonio, abbiamo parlato della sessualità che ce la sparano praticamente anche abbiamo detto per lo yogurt, ma non solo per lo yogurt, per qualsiasi fesseria c'è ovviamente per forza qualcosa di piccante. E questo mi diceva, sì, ma ormai si usa così, è normale. Quindi una volta che è normale, lo fanno tutti, lo possiamo fare tutti, non c'è più quel pudore che c'era una volta, che magari prima era male in un altro senso, perché sempre senza Cristo eravamo, anche quando era 60 anni fa, 80 anni fa, 100 anni fa, sempre senza Cristo, le cose si facevano sempre male. Magari si ci sposava per convenienza, non per amore. Comunque, lasciamo perdere, non facciamo storia. Quando però noi facciamo le cose in maniera giusta, secondo la parola di Dio, noi riceviamo un premio. Quando il matrimonio, la vita di coppia segue la giustizia, non le regole, non la legge, ma la giustizia di Dio, non solo quel matrimonio andrà bene, ma riceverà un premio. Crescerà, si fortificherà e diventerà un esempio. La giustizia, voi quando, spero che abbiate fatto tutte le scuole elementari, sì? Chi non ha fatto le scuole elementari? Nessuno. La scuola media? L'avete fatta tutti? Perfetto, prima faccio una scuola media. Quando vi giudicavano il compito, no, ci mettevano bene, 6, 7, 8, vi hanno premiato. Non c'era una regola che voi dovevate fare per forza bene. C'era un premio, se voi fate bene, vi do il voto alto. Poi magari facevo male. Vabbè, no, un altro discorso, perdevate il premio, ma non c'era una punizione, c'era un premio. Quel giudizio serviva a darvi un premio in base a quanto voi stavate lavorando. Il matrimonio funziona così, in base a come voi crescete agli occhi di Dio, quel seme, quella pianta, quel matrimonio, voi ricevete un premio. Magari andrà pure male, anziché pigliare 10, 8, prenderete 5,5. Ok, però avete lavorato. Ma non c'è punizione. La punizione prevede paura. Il matrimonio non deve essere paura. Come venire in chiesa non deve essere paura. Come parlare col fratello o con la sorella non deve essere paura. Perché se ne scaldiamo che il fratello ci giudica perché ci abbiamo messo il dito nel naso, non va bene. Se stiamo camminando con paura c'è una ferita dentro di noi. Se il tuo matrimonio è diventato qualcosa per cui devi avere paura di tua moglie che ti dice hai macchiato la tua maglia di uomo,
amore, si macchiò, che può fare? Dopo 2 secondi, però il Signore vi dà grazia che vostra moglie la sporca più di quando avete sporcata voi. A me capita spesso, ringrazio il Signore E ti fa giustizia. che mi fa giustizia. Va bene? No, ok, Signore mio, non ti preoccupare, questa volta farò le cose giuste e non ti mancherò la tovaglia. E riceverò un premio, mi darà un bacio a fine pranzo, a fine cena. Va bene, ci siete? Voi dovete camminare con giustizia, il mondo è senza giustizia, il mondo ha creato delle nuove regole e man mano che il tempo passerà queste regole diventeranno sempre più labili, sempre più nebulose. Un giorno vedrete che sposare una capra sarà normale, non sto scherzando. Quella non è regola, non è manco legge, è cosa diabolica. Noi dobbiamo camminare secondo la giustizia. I vostri figli li dovete crescere con giustizia. In chiesa ci dovete venire perché è giusto, perché se seguite questo tipo di giustizia voi crescerete. Va bene? È vero, io conosco molte persone che prima di venire a Cristo hanno avuto tanti problemi. Ok, Gesù ha azzerato quella situazione. E vi dirò un'altra cosa, se noi chiediamo perdono dei nostri peccati, Dio è fedele da perdonarci e perdonerà i nostri peccati ancora oggi. Va bene? Io sono sicuro che quando sporco la tovaglia il Signore già la perdona mia moglie, prima ancora che mi rimprovera. Amen. Però ricordatevi che quando noi non camminiamo con giustizia ci sono delle conseguenze. Io sono sicuro che Adamo è arrivato a un certo punto e ha detto al Signore ho sbagliato. Magari nella Bibbia non c'è scritto, ma guardate che sono sicuro che si sono messi d'accordo da manera che abbiamo sbagliato. Ok. Ipotizziamo che abbiano fatto così, Dio li ha perdonati, ma la conseguenza è rimasta. Se voi prendete una pistola e mi sparate, ok, io in punto di morte vi dirò ti perdono e voi sarete perdonati, ma io sono morto. C'è una conseguenza, mentre la giustizia implica il premio, una conseguenza che ti premia, non che ti punisce. Il perdono il Signore non ce lo farà mancare mai. Poi speriamo che magari fa il miracolo e non ci siano manco conseguenze, magari mi sparate io risuscito. Ok? Però cerchiamo di fare le cose giuste a casa nostra e in chiesa, perché sappiate che quello che voi fate a casa vostra rispecchia quello che voi fate in chiesa. Chi non sa, Paolo ci dice a Timoteo, se tu a casa tua non sai fare quello che aveva il marito, figurati che cosa può menare in chiesa. Ognuno di noi ha chiamato questo. Se noi in casa non abbiamo la capacità di portare la gloria di Dio, come la porteremo mai in chiesa? Amen? Amen.